Buongiorno, buongiorno dalla redazione di Focus TG. Vediamo subito la notizia di apertura del Gazzettino. È un'ultima ora. Giorgia Meloni, Crosetto e il presidente del Veneto Luca Zaia spiati i conti correnti in banca, dei loro conti ma anche dei VIP di migliaia di persone. È stato licenziato un bancario. Ovviamente stasera vi daremo altri particolari su questa vicenda che è partita dalla denuncia del ministro Crosetto, il ministro della difesa, che riteneva di essere stato spiato, e c'è in effetti un'indagine in corso. E per restare su Luca Zaia, vediamo come sono andate le cose, come stanno andando le cose con l'autonomia e soprattutto con quanto ha detto l'altro ieri il ministro dell'Ambiente Musumeci e della Protezione Civile, il quale non è d'accordo con l'autonomia che riguardi proprio la protezione civile, cioè una competenza che il Veneto ha chiesto di far partire per prima tra le molte richieste dopo l'incontro col ministro Calderoli. Sono un autonomista convinto, ma non posso esserlo su una materia come la protezione civile, perché è un tema che riguarda la sicurezza nazionale. Il primo scoglio nella trattativa Stato-Regioni per l'autonomia arriva già con la prima materia, e a metterlo è proprio il ministro della protezione civile Nello Musumeci, in pochi secondi, con una frase pronunciata ad un giornalista di Repubblica mentre entra alla Camera, una frase che rimbalza immediatamente da Roma a Venezia. Posso capire la difesa del presidio, ma non è contemplabile il fatto che si dica a priori che non si tratta, visto e considerato che stiamo parlando della protezione civile, una materia concorrente, quindi già parte è in pancia alle regioni, quindi vorrei far capire che magari c'è ancora qualche aggiustamento da fare, ma nell'interesse dei cittadini. Nessuno vuole chiudere ministeri, nessuno vuole portare via scrivanie, vogliamo semplicemente migliorare la vita dei cittadini. Che il cammino verso l'autonomia non fosse facile, Palazzo Balbi l'aveva messo in preventivo, ma probabilmente non aveva previsto il rischio di incagliarsi già sulla prima delle 23 materie, una delle 9 che non prevedono i LEP, i livelli essenziali di prestazione, per i quali tempi e modi si preannunciano particolarmente intensi. La Costituzione dice che questa materia, che come dice il ministro Musumeci è concorrente, può essere delegata totalmente alle regioni. Lo dice la Costituzione, non lo dico io, quindi insomma penso che se la Costituzione lo prevede ci sia la possibilità di farlo. Meno diplomatico l'assessore Roberto Marcato ad Affari Italiani. Prima Forza Italia dice no a delegare il commercio con l'estero, ora Fratelli d'Italia dice no sulla protezione civile. Questi due partiti farebbero prima a dire che non vogliono l'autonomia. Nel frattempo il ministro Musumeci ha parzialmente corretto il tiro, accusando Repubblica di voler mettere zizzania nel centrodestra. Su alcuni punti, in materia di protezione civile, le richieste delle regioni appaiono recepibili, dice, come ho già formalizzato al collega Calderoli. Su altri invece serve un approfondimento. Oggi, se non avessimo l'autocertificazione, probabilmente il Ministero della Funzione Pubblica direbbe giù le mani dal Ministero, ma la verità è che è un servizio che diamo ai cittadini, come l'ordinanza in deroga per la protezione civile, che già facciamo in parte, può essere, se aggiustata, ancora più efficiente. A noi serve il Ministero della Protezione Civile, guai a non averlo, però è pur vero che sul territorio poi bisogna calare il lato pratico. Sul territorio è proprio così, poi prevale il lato pratico. Vedete cosa sta accadendo in Florida, alla faccia di tutti i negazionisti dei cambiamenti climatici, uragani devastanti, 20 a 250 all'ora, vittime, un disastro. Pensate che un uomo, uno dei conduttori della CNN del meteo ha pianto, ha detto "It's terrific, I apologize", ma ha chiesto scusa, ma si è messo a piangere, quindi bisogna intervenire al più presto, tant'è vero che il maltempo ha provocato danni ancora una volta nel Vicentino. Qui siamo in Val Brenta, andiamo in Val Brenta perché le grotte di Oliero sono state devastate dal maltempo. Andiamo subito in diretta da Mirko Cavallin con Renzo Rigon per la parte tecnica. A te Mirko.
Buongiorno direttore, bentrovati. Siamo con Ivan Pontarollo di Ivan Team, che da 24 anni gestisce le visite alle grotte di Oliero e i due musei. 36 ore fa circa un fortissimo acquazzone, più di 200 mm caduti dalla montagna, quindi non arrivati dalle grotte di Oliero, hanno invaso i locali del museo. Ieri abbiamo già dato conto di questa devastazione. Ivan, un bilancio di quello che avete potuto vedere ripulendo? Abbiamo tantissimi danni sia agli allestimenti che alle attrezzature elettroniche, perché in questi anni abbiamo fatto con l'amministrazione comunale, prima di Vastagna, i vari sindaci che sono succeduti, e il comune di Valbrenta, unito con gli altri 3 comuni in questi anni, abbiamo fatto parecchi interventi perché il visitatore venga sia a visitare le grotte, ma non solo, anche a vivere un'esperienza sulla storia che circonda appunto il territorio, con il Museo di Speleologia e Carsismo, dove racconta sì tutte quante le esplorazioni fatte dal gruppo Grotte Giaramodon qui locale, ma anche abbiamo allestito degli acquari con le specie ittiche in collaborazione con l'Associazione Pescatori del Bacino Acque Fiume Brenta. Abbiamo allestito un acquario per il proteo e abbiamo anche fatto un anfibiario. Dunque per quanto riguarda il Museo di Speleologia e Carsismo, per quanto riguarda invece le cartiere, il museo voluto dal sindaco Sasso, che è mancato da poco, è andato lui a Fabriano e ha recuperato tutta il museo della carta, perché il Parolini, che era un botanico proprietario degli immobili, ha realizzato la cartiera per fare la carta ai Remondini. Dunque c'è un stretto rapporto anche col museo di Bassano, ci sono delle opere importanti. Adesso cercheremo di coinvolgere dei restauratori per vedere cosa riusciamo a recuperare. Il danno è immenso, ma il danno è anche morale, perché in questi 25 anni abbiamo sempre lavorato in squadra con il territorio per cercare appunto di far vivere un'esperienza. Il parco è tutto mappato con un giro con dei QR code in italiano e in inglese, ma non solo, c'è anche tutta la wifi per gli stranieri, che così possono scaricare i contenuti e vedere il visitatore sul telefono e i contenuti. Tutta questa parte è andata rovinata, ma anche tutti i server e tutto l'impianto elettrico che servono per la gestione degli accessi che abbiamo messo durante la pandemia. Tutti i percorsi, l'ingresso, c'è stato un crollo anche sul percorso delle grotte, cioè tutte quelle opere di mitigazione che abbiamo fatto in questi anni per cercare di contenere, questi disastri non sono stati sufficienti, perché siamo stati più volte aggrediti, comunque colpiti, siamo stati minacciati anche la grandine di qualche anno fa in agosto. È stato un momento difficile, per fortuna siamo intervenuti subito, abbiamo tamponato l'allagamento dei musei, perché appunto siamo un ambiente fragile. In questo momento siamo all'interno perché fuori piove a dirotto, il fiume Oliero è ovviamente in piena, come è in piena il Brenta. Voi però, nonostante le difficoltà di quelle ore appunto dell'altra sera, avete già dato appuntamento alla prossima primavera. Sì, siamo già pronti, abbiamo già fatto un programma, abbiamo fatto già un incontro con l'amministrazione comunale della Val Brenta, col sindaco in particolare, i tecnici. Adesso facciamo le dovute comunicazioni, faremo un piano di recupero e di restauro. Chiaramente abbiamo bisogno, come abbiamo sempre avuto, anche della regione, perché questo è un museo di interesse regionale e chiaramente metterà anche la sua parte sia tecnica che finanziaria, anche spero, la regione Veneto. Un aggiornamento più generale, direttore: qui sta piovendo in maniera intensa, non come l'altra sera, si attende un miglioramento nelle prossime ore, appunto per dare sollievo a questo territorio già tanto provato. Grazie Ivan Pontarollo. Grazie a voi di Rete Veneta, al direttore Bacciali, che ci conosce da anni, e anche a lei, signor Cavallin. Ci vedremo magari in primavera, così vi presenteremo il nuovo lavoro fatto tutto il parco del Museo delle Grotte di Oliero. È tutto con Renzo Rigon, a te la linea, direttore. Grazie molte Mirko Cavallin, Renzo Rigone, grazie al vostro ospite. Intanto vediamo delle immagini dalla Valstagna, tanto per capire quanto intense sono state le precipitazioni. Questa è una strada
che è stata praticamente completamente allagata da una cascata. Per fortuna non ci sono stati, non ci sono stati guai peggiori. Vediamo se ci sono altre. Ecco, guardate, un'altra cascata che praticamente proprio arriva sulla carreggiata e quindi ci si muove così come se si fosse sotto le cascate del Niagara, vedete? Ecco, guardate la quantità d'acqua che viene giù dalle montagne. Vediamo se ce ne sono altre, cioè una dopo l'altra. Impressionante, impressionante. Allora andiamo avanti purtroppo ancora col maltempo, e c'è un disperso, è ancora disperso Gianfranco Zamuner dalle prime ore di ieri, disperso nelle acque del Piave in Piena. Un uomo di 78 anni di Musile che stava sganciando assieme ai cugini il ponte di barche di Fossalta quando è caduto nel corso d'acqua. Abbiamo sentito chiamare Massimo, basta. Il nome del cugino, urlato a squarciagola prima di essere inghiottito dalle acque del Piave in Piena, è disperso da stamattina. Poco dopo le 4:30, Gianfranco Zamuner, 78 anni, di Musile, assieme a 4 cugini stava sganciando il ponte di barche di Fossalta per accostarlo alla riva, operazione resasi necessaria per agevolare il deflusso della Piena dopo le forti piogge delle ultime ore. Nessun rumore, nessuna irregolarità nelle operazioni di sgancio, solo quell'urlo rivolto al cugino che era più vicino negli oltre 80 metri di lunghezza del ponte. Subito i familiari sono corsi a vedere che cosa fosse accaduto. E abbiamo detto va, arriva, ma dopo basta, insomma. Immediatamente è scattato l'allarme sul posto, i vigili del fuoco di Mestre con diversi mezzi e personale esperto in queste ricerche da San Donà e Mestre, le ricerche condotte con l'ausilio dei droni e dell'elicottero. Sul posto anche i sommozzatori che però non si sono potuti immergere, troppo pericoloso con il fiume così pieno ed impetuoso. Sull'argine di Fossalta anche i carabinieri e lo Spisal, un'operazione semplice quella che stavano eseguendo, fatta centinaia di volte dai cugini, una ventina soci della Zamuner, ponte di barche. Operazioni semplici che noi facciamo in questi casi da una vita, stava sganciando e erano tutti noi tutti sulle proprie postazioni. Io stavo manovrando con mio cugino Walter qua dall'altra parte, perché è successo da quella sponda, cioè qua, da Fossalta, e non l'abbiamo più visto. Abbiamo sentito un attimo chiamare dall'acqua, ha chiamato l'altro mio cugino, che siamo 4, tutti i primi cugini, perché i nostri papà erano i soci fondatori. Massimo, abbiamo corso e basta, non abbiamo proprio visto la caduta. Anni e anni che facciamo sempre lo stesso movimento, lui fa quello, noi facciamo altro, ma sempre la stessa cosa. E questo che non si spiega come ha fatto cadere. Cosa sia successo? E il dramma sul ponte di barche di Fossalta ha colpito profondamente molte comunità. La famiglia Zamuner è molto conosciuta, oltre che nei comuni rivieraschi del Basso Piave, anche nella Marca e nel Bellunese, a Longarone, per un episodio legato alla tragedia del Vajont, della quale proprio ieri ricorreva il 61esimo anniversario. Una famiglia che qui è conosciutissima, che è sempre anche stata molto disponibile nei confronti del paese e della comunità, e che comunque forniva un servizio, quello del collegamento fra le due sponde, in questo momento essenziale. Fossalta di Piave, assieme alle comunità di Noventa, Musile, ma anche di Maserada, dove la famiglia Zamuner è molto conosciuta, sono profondamente scosse da quanto accaduto a Gianfranco, una famiglia storica del paese legata da sempre al grande fiume che dal Peralba scende al mare attraversando la Marca ed il Veneziano, un legame che proprio nel giorno nel quale ricorre il 61esimo anniversario della tragedia del Vajont si arricchisce di una coincidenza singolare. Fu proprio Walter Zamuner, cugino di Gianfranco, a notare il giorno successivo al disastro una sagoma di legno trasportata a valle dalla corrente del Piave. Era la statua mutilata della Madonna della chiesa di Longarone. E lui si attivò, la recuperò, la Madonnina rimase qui a Fossalta per del tempo e poi
poi fu restituita al paese degli Longarone. Da allora Fossalta e Longarone sono unite da una sorta di gemellaggio, proprio grazie al ritrovamento e al salvataggio, letteralmente il salvataggio di questa Madonnina che è venuta anche più volte in pellegrinaggio qui a Fossalta. Questo che ci fa così rimanere ancora più scioccati, più allibiti rispetto alla tragedia che è successa, quindi alla quale non riusciamo a darci una risposta. Parleremo ancora del maltempo tra poco, ma adesso andiamo a Treviso in diretta da Eddie Kaliman e da Simone Merlo per la parte tecnica, perché ieri c'è stato un folle inseguimento, un 33enne a bordo di un Opel è partito come un razzo da Silea e si è spostato verso Treviso, ha speronato dei carabinieri, la polizia che tentavano di fermarlo, alla fine ha fatto un incidente ed è stato bloccato. Andiamo da Eddie Kaliman perché c'è una testimonianza importante. Esatto, direttore, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Siamo esattamente nel punto, al riparo dalla pioggia che in questo momento sta scendendo abbastanza copiosamente, in compagnia della signora Moira Gava, che ieri era proprio qui dove è finita di fatto la folle corsa di questo 33enne di origine ghanese che, non fermandosi all'alt della polizia locale in località Cendon di Silea, ha cominciato questa folle corsa e fuga verso il centro cittadino. Tantissime le forze dell'ordine impiegate per cercare di fermarlo, corsa che è finita esattamente all'incrocio di Porta Carlo Alberto. Signora Moira, buongiorno, lei era qui, erano circa le 4, che cosa è successo, cosa ha visto? Sì, io ero qui perché uscivo dalla scuola, la Maya School, la scuola di inglese che è alle nostre spalle, avevo appena finito lezione, quindi appena dopo le 16, quindi ho attraversato all'attraversamento pedonale e immediatamente dopo ho sentito il rumore della sirena, quindi spontaneamente volevo vedere se arrivava l'ambulanza o altro e ho visto arrivare quest'auto, quindi quest'auto nera a velocità veramente pazzesca, con le forze dell'ordine che stavano praticamente inseguendo. E poi appunto all'altezza, un attimo prima, 100 metri prima della scuola della Maya School, l'auto, probabilmente questo signore, chiamiamolo così, si è sentito braccato dalle forze dell'ordine e quindi ha imboccato il put in senso inverso per andare verso il ponte della Gobba e fortunatamente si è fermato perché altrimenti veramente poteva succedere qualcosa di grave con le auto che stavano sopraggiungendo. Quindi lui alla fine insomma si è arrestato, c'erano veramente tante forze dell'ordine, un carabiniere al quale veramente come cittadina faccio i miei complimenti, ha cercato con le braccia all'interno dell'abitacolo di far fermare la corsa di questo pazzo e il guidatore invece ha continuato per un po' di metri, ha trascinato il carabiniere che era con le ginocchia sull'asfalto. Non ho avuto modo di sapere se questo carabiniere si sia ferito o altro. Quindi insomma alla fine sono riusciti a fermare questa corsa pazza, non riuscivano a farlo scendere, quindi comunque insomma c'è stata veramente una contrattazione, alla fine è sceso. E però ecco, rideva, questa è una cosa che veramente mi ha fatto un po' pensare, rideva ma non voleva diciamo arrendersi e quindi alla fine le forze dell'ordine col taser l'hanno colpito per bloccarlo. È caduto un attimo a terra, poi ho visto che si è rialzato e non voleva salire in auto, quindi anche lì hanno fatto fatica a farlo salire in auto, poi alla fine l'hanno fatto salire sull'auto dei carabinieri e poi è ridisceso, quindi insomma ci sono stati dei momenti veramente difficili per le forze dell'ordine, difficili per noi che eravamo noi passanti, insomma alla fine che eravamo qui presenti, perché sono momenti di panico, non siamo abituati fortunatamente a vedere queste scene dal vivo. Io mi ritengo fortunata che ero uscita da scuola e avevo già attraversato, perché se fossi stata all'inizio dell'attraversamento probabilmente sarei stata proprio beccata in pieno da quest'auto, insomma. È stata una questione di attimi, signora? Assolutamente questione di attimi, per me e fortunatamente anche per gli altri studenti, i miei classmates, come si dice in inglese, che erano all'interno della scuola assolutamente in sicurezza, quindi è stato proprio un momento, tra virgolette, scusatemi, positivo per me e per noi insomma che eravamo qui, perché non è successo niente alle persone. Infatti ricordiamo che ci sono stati alcuni feriti per delle forze dell'ordine, nessun ferito invece per quanto riguarda cittadini passanti o macchine coinvolte nel traffico che può immaginare, direttore, alle 4 del pomeriggio
è copioso in centro a Treviso e soprattutto nel PUT, in questa zona che è una zona di svincolo che va verso appunto Fiera e Silea, e poi ovviamente con il PUT verso il centro cittadino. Signora, anche lei era insieme ad altre persone, qual era la sensazione in quei momenti, in quegli attimi? In quanto tempo si è risolta? Ma diciamo che è durata parecchi minuti, proprio perché questa persona non voleva fermare la macchina, non voleva arrendersi, non voleva scendere, quindi comunque è durata sicuramente, adesso non so quantificare, ma 5-6 minuti tutta l'operazione. Noi che eravamo proprio vicinissimi all'auto ci siamo un attimo spostati proprio per timore che potesse succedere qualche cosa, insomma, o dei colpi d'arma da fuoco, insomma si ha timore, e quindi certo c'è la curiosità di vedere quello che sta succedendo, però c'è la paura, e quindi ci siamo tutti spostati per non essere proprio a ridosso dell'auto, insomma. Ringraziamo, direttore, la signora Moira per questa importante testimonianza, e se non hai domande con Simone Merlo ti restituirei la linea. Di Kaliman, al vostro ospite Simone Merlo per la parte tecnica. Andiamo avanti con un episodio di 2 anni fa, un uomo che rubò 3 auto e a bordo di una di queste travolse e uccise un anziano ciclista. Poi speronò anche in questo caso una macchina dei carabinieri. È stata confermata in appello la condanna del giovane che seminò a morte e paura tra Fonte, Riese e San Zenone. Sentiamo Anna De Roberto. Era capace di intendere e di volere Steve Quintino, il 22enne di Riese Pio X, che la mattina del 1° ottobre di 2 anni fa investì ed uccise un pensionato di 67 anni, Mario Piva, a San Zenone degli Ezzelini. Il giovane senza patente aveva rubato 3 auto ad altrettante donne minacciandole. Con una di queste vetture poco dopo aveva investito Piva. Infine lo speronamento di un'auto dei carabinieri che lo stavano inseguendo nel tentativo di mettere fine alla folle corsa tra le strade della Marca. Rapina, omicidio stradale, duplice, tentato omicidio le accuse nei confronti del ragazzo. La Corte d'Appello di Venezia ha confermato, sulla base della perizia psichiatrica depositata per lui, la condanna a 12 anni di carcere. Il giudice non ha accordato la semi-infermità mentale come aveva chiesto la difesa del ragazzo. Secondo il consulente del GIP, infatti, Quintino era capace di intendere e di volere, nonostante il riscontrato quoziente intellettivo di un bambino di 8 anni. Quintino sarebbe stato in preda ad una psicosi da delirio allucinante, invece causata dalla cannabis di cui aveva fatto uso la sera precedente. Volevo salvare il mondo, aveva detto alle forze dell'ordine quando fu finalmente braccato ed arrestato, dopo aver seminato per oltre un'ora il panico tra le strade di Riese e Fonte, frasi che ha ripetuto anche durante l'interrogatorio di garanzia. Questo è un capitolo di incidenti provocati da persone così, diciamo, squilibrate, diciamo così. Invece poi ci sono incidenti che mietono vittime, incidenti di persone che muoiono, come è morto a Maserà di notte un 44enne di Albignasco. È uscito di strada con l'auto, un impatto fortissimo che non ha lasciato scampo all'automobilista, ennesima vittima delle strade del Padovano. A perdere la vita nella notte è Filippo Cheboli, 44enne di Albignasego. L'incidente è avvenuto in via Roma a Maserà intorno alla mezzanotte. All'improvviso il 44enne ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato fuori strada. L'uomo era solo. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito chiamato il SUEM 118. I medici sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 44enne. Sul posto, per i rilievi, anche i carabinieri di Abano Terme. Non si esclude che all'origine dello schianto ci possa essere la velocità o una banale disattenzione. Durante l'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Non si può pensare che è una distrazione, qualcuno che guarda il cellulare invece di guardare la strada, per un altro investimento avvenuto questa mattina a Mogliano. Un automobilista ha travolto una coppia di anziani che stava attraversando la strada sulle strisce. Uno dei 2 anziani è grave, ricoverato in prognosi riservata. È
rimasta ferma lungo via 24 maggio a Mogliano più di qualche ora la Toyota Auris che ha travolto e sbalzato per diversi metri una coppia di anziani che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul cofano i segni dell'impatto, a terra ancora le macchie di sangue, la circolazione interrotta per ore e tra i commercianti lo shock. In pasticceria perché è stata lei anche a soccorrerli. La coppia stava attraversando la strada ore 9 del mattino quando l'automobilista alla guida, riferiscono alcuni testimoni, li avrebbe presi in pieno distratto a guardare i lavori in corso in piazza. Un impatto talmente forte da far volare l'81enne a terra. Angelo Susanna, commerciante, ha assistito alla scena da qui. Stavo sistemando la vetrina quando ho visto volare questo signore dal nulla. Dopo sentire una botta, abbiamo sentito una botta fortissima. Abbiamo sentito un botto fortissimo e ci siamo girati, c'era questo signore purtroppo rivolto per terra e sua moglie, anche lei era praticamente anche lei per terra, insomma, però lui era proprio messo male. L'uomo è stato portato in ospedale in condizioni gravissime, all'arrivo dell'ambulanza non era cosciente, la moglie ferita in modo meno grave. In ospedale è finito anche l'uomo alla guida dell'auto, un 78enne che li ha travolti sotto shock. L'81enne è ricoverato in terapia intensiva, ha una prognosi riservata, è sedato e intubato. Sul posto la polizia locale che ha effettuato i rilievi. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, una punta proprio sulla via, a riprendere la scena anche alcune telecamere private. Ma sulla dinamica non ci sono dubbi, quanto accaduto riporta l'attenzione su una via cittadina in cui sovente i limiti di velocità sono un optional. Vediamo veramente delle cose assurde qua ogni giorno. Nei fine settimana ancora peggio, sono i ragazzi che passano a una velocità assurda. 2 settimane fa stava per essere investito un bambino, si è fermato proprio sopra il bambino, per 1 centimetro non l'è preso proprio. Dovrebbero comunque fare qualcosa per migliorare la viabilità, secondo me, per renderla più sicura. Molti giovani protagonisti di questi fatti di cronaca, ma anche molti anziani, no? Qui l'investitore era un 78enne e le vittime sono persone della terza età. Lo Stato è complice di una giustizia che doveva esserci ma che non c'è stata. Per noi è un triplice omicidio stradale, lo ha detto Luigi Antoniello dopo la sentenza di patteggiamento nei confronti di Angelica Hutter, responsabile, ricorderete, della strage di Santo Stefano di Cadore in cui erano morte 3 persone di Favaro, Veneto. Io ho perso un figlio, ho perso un nipotino di 2 anni e solo al pensiero che lei fra 2 o 3 anni, perché quello sarà, non sarà di più, è libera di andare via tranquillamente. E mio nipote fra 2 o 3 anni avrebbe avuto 5-6 anni e aveva il diritto di avere davanti a lui una vita. Avrebbe parlato solo alla fine, quel momento è arrivato, ma con delusione. Luigi Antoniello, papà di Marco e nonno di Mattia, morti nella strage di Santo Stefano di Cadore nel luglio 2023 insieme alla nonna materna Maria Grazia Zuin, è distrutto alla notizia del patteggiamento di 4 anni e 8 mesi accettato da Angelica Hutter, la donna che ha spezzato le vite di 2 famiglie. Stiamo pagando noi perché siamo morti con loro, con i nostri figli. Una sentenza che lascia l'amaro in bocca, un dolore nel dolore, ma anche tanta rabbia, non verso i magistrati, ma verso lo Stato, specifica. La rabbia ancora di più perché è uno Stato, la colpa è dello Stato. Uno Stato che fa delle leggi nelle quali si dà tutte le attenuanti possibili a uno che fa un omicidio volontario, perché per noi resta sempre quello un investimento e un omicidio volontario. È uno Stato che è complice. Ci sentiamo defraudati di qualcosa che avremmo avuto diritto, che si chiama giustizia. Questo non c'è stato. Una giustizia che non c'è stata, spiega ancora Antoniello, anche quando si parla di una condizione di semi-infermità mentale della Hutter. Se questa veramente era ammalata, era impossibile che fosse stata in giro per tanto tempo per tutta Europa e le cose, perché se una che prende la macchina e va in giro, si gira tutta Europa, dappertutto, non può essere non a posto con la testa, deve essere per forza lucida. Luigi si rivolge ancora allo Stato. Mio figlio ha lasciato altri 2 figli e questi altri 2 figli non sono ancora in caso, diciamo, in condizione di comprendere
fino in fondo cos'è la giustizia, cos'è le cose. Come farò io un domani e dovrei essere io a dire ai miei nipoti questa è la giustizia che questo Stato vi ha dato? Come posso dire ai miei nipoti dove avete fiducia? E loro potranno rispondermi, io sto ancora più male. Fiducia in che cosa? Se chi doveva darci giustizia non ce l'ha data. Il servizio di Ilaria Marchiori ha perfettamente ragione il signor Luigi Antoniello, una famiglia distrutta e poi un patteggiamento, pochi anni di carcere, ammesso che poi appunto anche Erika Utter vada in carcere, poi di nuovo libera e probabilmente di nuovo al volante, no? È meglio stendere, meglio stendere un velo pietoso, però bisogna anche fare in modo che i nostri legislatori si muovano e facciano delle leggi, non solo l'omicidio stradale. Se poi l'omicidio stradale distrugge una famiglia e stai in carcere 4 anni, ammesso che tu stia in carcere, evidentemente sono leggi che non funzionano e il ministro Nordio, spero che il ministro della giustizia Nordio intervenga direttamente su queste storie scellerate. Ci sono inquilini che non pagano il canone dell'affitto ed è grave, però non per questo si può andare a riscuotere i soldi che ci spettano armati di piccone. La prima volta ha bussato alla porta del suo inquilino, un cittadino marocchino a cui aveva affittato l'appartamento al piano terra della sua abitazione con un piccone. Con l'attrezzo si è scagliato contro la porta, sfondandola. Si saprà soltanto in seguito che stava protestando perché l'inquilino appunto, continuava a pagare l'affitto con soldi rotti o stropicciati. Inaccettabile. In quel caso l'uomo è stato arrestato con l'accusa di violazione di domicilio e minacce aggravate. Processato per direttissima, in tribunale si è presentato con addosso una vestaglia leopardata. Il giudice gli ha imposto il divieto di dimora nel comune di Castelfranco. Peccato che poco dopo l'uomo si sia ripresentato nuovamente nell'appartamento dell'inquilino per riscuotere l'affitto. Questa volta però senza indossare proprio nulla. In tribunale a Treviso l'udienza in cui il giudice ha disposto per l'uomo il rito abbreviato condizionato però questa volta alla disposizione di una perizia psichiatrica. Il dramma di ieri a Montagnana, la sedicenne che si è gettata dalla finestra del bagno ed è morta. È andata a scuola come ogni mattina, poi durante la lezione ha chiesto all'insegnante di poter andare in bagno, ma non ha più fatto rientro in classe. Un'alunna dell'Istituto Superiore Re Jacopo da Montagnana è morta precipitando da una finestra della scuola. La tragedia in via Lupia Alberi a Montagnana. La studentessa aveva appena 16 anni, frequentava la classe terza. All'origine del dramma la volontà della minore di togliersi la vita, sopraffatta da un periodo di grande fragilità. Sotto shock tutti gli alunni della scuola e i professori che hanno scoperto il corpo senza vita della sedicenne che si è gettata dal primo piano cadendo nel cortile retrostante l'istituto. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi. Solo in tarda mattinata ai ragazzi è stato dato il drammatico annuncio. Ci tenevano nascosto tutto, quindi non so proprio rispondervi. Sconvolto anche il sindaco di Montagnana che in un post ha comunicato la notizia ai concittadini mandando un messaggio di cordoglio alla famiglia della sedicenne. L'appello ai giovani che stanno vivendo periodi di difficoltà è di cercare di aprirsi agli adulti, dice il sindaco. Io parlo dal punto di vista non tanto di sindaco ma di padre, di nonno e anche come medico voglio parlare di questi giovani, quel malessere che sta colpendo tanto la nostra gioventù. È un malessere anche prima del Covid, difatti parlando ancora quando facevo l'età di medico si parlava con i psicologi, con i psichiatri di questo malessere giovanile e con quei 2 anni di Covid, quei anni di chiusura, quegli anni di allontanamento tra i ragazzi, ecco, ha acuito ulteriormente questo malessere. Ricordiamo che in casi di estrema fragilità esistono molti supporti psicologici contattabili anche telefonicamente come il telefono amico o la Deleo Fund Onlus. Servizio di Francesco Rattai, anche la mamma, vediamo da questo
titolo, la mamma della vittima ha detto: non sei riuscita ad affrontare il malessere che avevi. Vorrei dire da vecchio giornalista ai ragazzi che hanno ovviamente tutte le ragioni per a volte per sentirsi isolati, soli, per sentirsi a disagio, per avere di fronte magari delle prospettive non esaltanti per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda la pensione, che si dice sempre non avrete mai la pensione, l'avrete a 75 anni, quindi si fa sempre questo quadro, ma la vita è bella, come diceva un film interpretato da Roberto Benigni, e lo ha dimostrato Sammy Basso. Sammy Basso è un esempio per tutti, non solo per i risultati che ha ottenuto come scienziato, per la sua umiltà, per le sue qualità umane, ma perché ci dimostra che si può vivere una vita intensa, splendida, anche se si è colpiti dalla peggiore delle disgrazie. Quanti Sammy Basso ci sono in giro per l'Italia, per l'Europa? Non era il solo malato di progeria, ce ne sono tanti nel mondo, ma rispetto ad altri malati che sono caduti in depressione, sono disperati, sono convinti di non potercela fare a vivere e a sopportare dei dolori così grandi, così sconfinati. Sammy Basso ha reagito, ha vissuto una vita nei suoi 28 anni fantastica, era entusiasta, ha colto questa malattia come un'opportunità per combatterla e per avere tanti amici, per sentirsi sostenuto, per fare delle ricerche proprio in campo scientifico che potessero aiutare altri ragazzi affetti dal suo stesso morbo di farcela, di riuscire comunque a vivere una vita splendida. Questo ha fatto Sammy Basso ed è morto anche, direi, coerentemente con questa sua filosofia di vita, dopo aver ballato tutta la notte. Si è divertito tutta la notte, è morto in un luogo fantastico come Asolo e non poteva che andare così, perché forse l'ha voluto proprio lui. 2 arresti della polizia per spaccio, in manette sono finiti 2 giovani tunisini, uno appena 16enne, qui siamo ripiombati nella cronaca nera. 2 giovanissimi spacciatori sono stati sorpresi dalla polizia nella zona dello Stadio Euganeo a Padova. Un 16enne tunisino aveva addirittura con sé 20 dosi di cocaina e 2.500 euro in contanti. Con lui un 21enne, sempre tunisino, irregolare in Italia, che aveva 1.000 euro e un'intensa attività di spaccio. Il 16enne è stato collocato in una comunità, mentre il maggiorenne, dopo l'udienza di convalida dell'arresto in tribunale, è stato trasferito con un provvedimento del questore Odorisio nel centro di rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Dall'inizio dell'anno 58 minori sono stati indagati, di cui 26 non accompagnati e 13 con meno di 14 anni di età. L'anno precedente, nel 2023, i minori indagati erano stati 31, circa la metà, di cui solo 2 con meno di 14 anni. Sono stati gli agenti delle volanti a arrestare i 2 giovani, quando, controllando una strada sterrata, hanno bloccato i 2. Il 16enne, risultato poi in Italia non accompagnato, aveva 2 involucri di nylon che contenevano altri 20 piccoli involucri monodose con la cocaina e oltre 2.500 euro in banconote di vario taglio. Entrambi, senza documenti, sono risultati senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine per reati di spaccio, e così il 16enne è stato accompagnato presso l'istituto penale per i minorenni di Treviso, mentre il maggiorenne irregolare, entrato in Italia da Agrigento a settembre 2023 e già denunciato poco meno di un anno fa per spaccio, è stato condannato a 8 mesi di carcere e trasferito al centro di rimpatrio di Gradisca per l'allontanamento definitivo dall'Italia. Servizio di Federico Fusetti. Adesso andiamo a Vicenza da Luisa Bertini, perché ancora una volta il centro storico si è salvato grazie anche ai bacini di laminazione. A te Luisa.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Una nuova ondata di maltempo. Noi al momento ci troviamo a Ponte degli Angeli, che è la zona dove si misura il livello del Bacchiglione e dove, come vedete, ci sono ancora i segni del passaggio dell'altra notte. Città di Vicenza, come anticipavi, salvata l'altra notte proprio dall'apertura del bacino di laminazione di Caldogno, per cui il fiume Bacchiglione, che è stato sorvegliato speciale poi per tutta la notte, ha raggiunto il colmo di piena, ovviamente mi riferisco all'altro ieri, alle ore 22, toccando i 5,20 metri e non dando problemi alla città. Oggi nuova ondata di maltempo, quindi il COC di Vicenza resta aperto per monitorare la situazione e si resta a livello di allerta giallo. Noi a questo proposito abbiamo sentito l'assessore comunale alla protezione civile Matteo Tosetto, che sentiamo insieme, poi la linea può tornare allo studio. Assessore, innanzitutto qui ci troviamo di fronte all'ennesima ondata di maltempo. Qual è la situazione a Vicenza? La situazione è che da ieri noi abbiamo un bollettino della Regione del Veneto che in città ci dà uno stato di attenzione giallo, quindi uno stato ancora di preallarme, un momento in cui il COC rimane pertanto aperto, il gruppo dei volontari della protezione civile è attivato e stiamo attendendo e vediamo ovviamente il monitoraggio un po' della situazione. Per fortuna stiamo vedendo che non sta piovendo tanto in città, non sta piovendo neanche molto in montagna, quindi abbiamo una situazione per il momento sotto controllo, però attendiamo di vedere anche il bollettino della Regione del Veneto di oggi pomeriggio. Ecco, se dovesse continuare questa situazione anche nelle prossime ore, con dei rovesci anche più violenti? Noi abbiamo già attivato tutto quello che era necessario, abbiamo ovviamente fatto anche ieri, i sacchi di sabbia sono ancora posizionati nei punti di raccolta, MCPS, Valore Ambiente e Viacqua sono pronte ad intervenire, il COC è il motivo per cui rimane ancora aperto. Ecco, da questo punto di vista però bisogna fare i conti con un cambiamento climatico che bisogna assolutamente affrontare, studiare e bisogna capire con quali strumenti rispondere. Sì, motivo per il quale stiamo revisionando in modo importante quello che è il piano delle emergenze del Comune del Veneto, che adesso farà il suo iter amministrativo per arrivare in Consiglio Comunale. Quello che è di nostra competenza lo stiamo facendo, verosimilmente siamo anche fiduciosi del fatto che anche la Regione faccia dei propri interventi non solo sotto il profilo infrastrutturale ma anche sotto un profilo di adeguamento rispetto alla normativa e rispetto al fatto appunto che questo cambiamento climatico sta portando dei cambiamenti importanti anche su quelle che sono le azioni da intraprendere. Qui eravamo a Vicenza, vediamo dall'Arena di Verona, Adige in piena, però cala il livello, chiuso durante la notte Ponte Umberto da Legnago. Vediamo alcune immagini dell'Adige in piena, vedete è a ridosso della volta del ponte, ma insomma non una situazione drammatica. Adesso andiamo invece a Vittorio Veneto, da Lucio Zanato in diretta. A te Lucio, ci sono problemi con l'acqua potabile? Sì, ci sono problemi relativi con l'acqua potabile qui a Vittorio Veneto perché questa forte precipitazione costante ha un po' sporcato le falde. Siamo con il sindaco Mirella Balliana perché ieri sera c'è stata l'ordinanza su sollecitazione di Piave Servizi ma anche dell'ULSS 2 perché l'acqua venga fatta bollire. Ma sindaco, racconti lei meglio tutto. Sì, allora innanzitutto appunto c'è stata questa causa delle piogge torrenziali in questi giorni che ha praticamente fatto infiltrare all'interno delle falde un po' di limo che si è riversato appunto all'interno delle tubature e quindi ieri sera, coordinandoci con Piave Servizi e soprattutto con l'ULSS, abbiamo emesso questa ordinanza in cui invitiamo in via prudenziale i cittadini a far bollire l'acqua almeno per 10-15 minuti prima dell'uso. Però evapora così tutto? No, prima dell'uso alimentare, invece per quanto riguarda l'uso civile possono assolutamente usarla. E naturalmente questo stiamo monitorando
monitorando la situazione in tempo reale e fra 24 ore daremo l'aggiornamento. Bene, questa è una cosa importante. Sono due, diciamo così, le falde un po' sotto osservazione, cioè quella di Negrisiola e di Forcal, però ci sono comuni con Termini che invece questa emergenza non l'hanno fatta, perché ad esempio Cappella Maggiore non ha questo tipo di emergenza e anche Colli Umberto che è a valle vostra. Sì, perché anzitutto Cappella Maggiore pesca da un acquedotto diverso rispetto al nostro, quindi da falde diverse, e mentre Colli Umberto il Cansiglio, sì, la zona di Fregona, insomma, e mentre per quanto riguarda Colli Umberto, pur pescando insomma dal nostro acquedotto, diciamo che la situazione non è così grave, tra virgolette emergenziale, perché l'acqua scorrendo si pulisce, tra virgolette. Quindi è più una questione di limo che una questione, diciamo così, di batteri. Esatto, al momento sì, nel senso appunto che non ci sono rischi particolari per la salute, ripeto, è in forma precauzionale di prevenzione e quindi questo è. Insomma, però sono sempre quasi 30.000 abitanti che hanno qualche disagio, se non altro perché devono far bollire l'acqua prima di poterla utilizzare. Parlerete con il presidente Bonnet di Piave Servizi per trovare una soluzione, perché quando capita, siamo nel 2024, magari qualche filtro, qualcosa sarebbe bene. Sì, diciamo che è di difficile risoluzione, perché voglio dire è una questione di cause naturali quasi, perché appunto, ripeto, le falde sono, voglio dire, sottoterra e quindi vanno ad captare tutta, diciamo, l'acqua che scende, anche che si infiltra durante le piogge torrenziali e che di conseguenza porta il limo. Dipende anche tanto da quanta pioggia fa a monte, quindi nelle zone montane, che va anche questo a influire sulla trasparenza e sul colore dell'acqua, insomma. Detto questo, visto che qui siamo a Vittorio Veneto e naturalmente quando piove si pensa subito al Fadalto, come siamo messi con la frana del Fadalto che qualche volta si è chiusa? Allora, attualmente la frana del Fadalto, i lavori stanno rispondendo bene, nel senso che nulla ci è arrivato, nessuna segnalazione ci è arrivata, e quindi diciamo che attualmente la frana è sotto controllo e il Fadalto è apertissimo. Sì, anche perché ci sono dei lavori a Vittorio Veneto Nord dell'autostrada, per cui chi deve dovendo fare il bypass solito che avete fatto con l'accordo con l'autostrada, se lì è chiuso, cosa succede? Tutti escono a Vittorio Veneto Sud? No, c'è un altro accordo a sua volta con la società autostrade, in cui se per caso dovessimo interrompere il Fadalto ancora una volta in forma emergenziale, si riaprirebbe di nuovo il casello di Vittorio Nord, dove stanno solo facendo delle manutenzioni, ecco. Insomma, direttore, sì, qui è tutto sotto controllo, falde e anche frane. Certo, c'è qualche frana in giro, perché d'altra parte il territorio è delicato, il sistema idrogeologico è sempre molto a rischio, ma comunque qui insomma si va avanti. Per i cittadini tra 24 ore daremo gli aggiornamenti. Sono le domande, a te la linea. Grazie Lucio, grazie molte a te e alla sindaca Mirella Vagliana, che mi piacerebbe avere ospite a Focus quando potrà partecipare, molto, molto volentieri la ospiteremo. Grazie molte. Ancora maltempo, la mareggiata a Lignano, soprattutto a Pineta, ci dice tutto dalla nostra redazione di Udine Omar Costantini. Che se non ci fosse stata sarebbe stato decisamente meglio. La piena del tagliamento da una parte, la mareggiata attenuata la violenza dalla bassa marea dall'altra, hanno comunque lasciato il segno sull'arenile lignanese. La zona colpita è quella di Pineta, dove la forza delle onde hanno portato via un quantitativo di sabbia di una certa importanza, anche se con meno intensità e cattiveria rispetto a quanto prospettato. Ma il peggio non è passato, anzi le previsioni meteo prevedono l'arrivo di vento forte con piogge intense e mareggiate che potrebbero causare danni ben maggiori rispetto all'ultima tornata. Nel frattempo si corre ai ripari. Appena ci sarà la tregua inizierà la posa sul bagnasciuga di una diga di sabbia tipo duna che servirà come barriera flangiflutto tra la spiaggia e il mare, che in parte, secondo gli studi, eviterà la maggior erosione di migliaia di metri cubi tra Sabbiadoro e Riviera, con un danno alla fine limitato alle casse delle società di gestione, costrette ogni anno a riposizionare tonnellate di sabbia pronta prima dell'avvio della stagione estiva. Dalla linea del bagnasciuga si inizierà a spingere verso l'interno la sabbia, creando un terrapieno che arriva da metà spiaggia in su, quindi una duna non molto alta ma molto ampia, dove il materiale verrà messo in sicurezza e a primavera, dopo le mareggiate, sarà pronto e a disposizione per essere rimesso in opera
assieme a ulteriore sabbia che come ogni anno andremo a pompare dal passo marittimo di Foce Tagliamento da una parte e di Porto Lignano dall'altra. Quindi diciamo c'è una programmazione, noi lavoriamo in sinergia con la direzione ambiente, domani abbiamo una riunione già finalizzata agli interventi di primavera, quindi siamo sul pezzo. Oggi in regia ci sono Mattia Pizzaia e Italo Moravo. Andiamo avanti sempre col maltempo. Una app permetterà di difendersi dalle piogge intense nella nostra regione e adottare anche nuove opere idrauliche. È stata presentata a Palazzo Balbi. Sentiamo l'assessore alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottacin. Capire con quale probabilità si manifesteranno le precipitazioni per intraprendere misure necessarie di adattamento e progettare opere idrauliche in difesa del territorio. A questo servirà Secure, la nuova app presentata stamane a Palazzo Balbi. Al compito di dare degli strumenti soprattutto ai progettisti di opere idrauliche, perché l'incremento della temperatura che abbiamo registrato di 1,5 gradi negli ultimi 30 anni comporta, come è stato anche spiegato questa mattina dal professor Marani, un incremento della frequenza di fenomeni meteo estremi. Questo è sotto gli occhi di tutti. Quindi per far fronte a questa situazione è necessario intervenire con opere di difesa del suolo e opere che devono essere adeguatamente dimensionate. Ecco, questo strumento serve per arrivare a un dimensionamento corretto delle opere per garantire la sicurezza dei nostri concittadini. L'app, realizzata con ARPAV e Università di Padova, diventa così uno strumento preziosissimo per difendersi dalle precipitazioni più intense. Tra i tantissimi dati appare ad esempio che le massime precipitazioni di 6 ore si sono verificate nel 2018, mentre l'anno peggiore risulta 2014, seguito dal 2024, dal 1965 e dal 1960. Per esempio ieri abbiamo avuto alcuni eventi, questa notte abbiamo avuto alcuni eventi importanti nella provincia di Belluno ma anche nella provincia di Vicenza. I dati sono disponibili da ARPAV, è possibile vedere che sul Grappa per esempio è avvenuto un evento che ha un tempo di ritorno superiore a 300 anni, cioè è l'evento più grande mai registrato, quindi possiamo avere capire quanto importante è stato l'evento a cui che abbiamo sperimentato, per esempio. La rete di raccolta dei dati, operante 24 ore su 24, è composta da oltre 200 pluviometri installati a cura di ARPAV che inviano un dato ogni 5 minuti. Questi pluviometri hanno il grande vantaggio che sono stati elettrificati, quindi noi possiamo misurare con grande precisione i quantitativi anche delle precipitazioni di breve durata, cosa che su pluviografi o pluviometri totalizzatori è molto più difficile da fare. Il solito vandalo aveva scritto su una roccia importante alle tre cime di Lavaredo, una roccia con impressa l'impronta di un dinosauro del Triassico, aveva scritto "Tourist go home", e allora il titolare del rifugio Lavaredo ha provveduto a cancellarlo. Vediamo. Ciao Moreno, guarda che bel lavoretto che sto facendo. Oggi è il primo giorno che siamo riusciti ad arrivare qua col camion, perché se no c'era neve, se no facevo prima questo lavoro qua. Adesso spero fra un po' di riuscire a pulire tutto quanto. Ci vediamo in quota. Ciao! Ci vediamo in quota e si rivolgeva a Moreno, che è l'alpinista che aveva denunciato questo scempio. Torniamo alla cronaca. Un operaio di 20 anni che è stato aggredito e derubato della sua bicicletta nel sottopasso della stazione a Treviso. L'aggressore lo ha colpito alla testa con una catena prima di fuggire. I fatti erano avvenuti a giugno e il responsabile è stato individuato dalla polizia.
Con pugni e calci lo ha colpito ripetutamente, arrivando a usare una catena per ferirlo al viso e alla testa. Un giovane di 20 anni ha brutalmente aggredito un coetaneo per rubargli la bicicletta. Dopo la rapina accaduta il 20 giugno, nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso, l'aggressore era fuggito senza lasciare traccia in sella alla bicicletta rubata. Ci sono voluti quasi 3 mesi, ma alla fine, dopo una complessa attività di indagine, la squadra mobile di Treviso, guidata dal dirigente Luca Lovero, ha individuato l'autore della rapina. Nella giornata di ieri la squadra mobile della Questura di Treviso ha eseguito degli arresti domiciliari nei confronti del protagonista di questo episodio, un giovane classe 2004. Il ventenne ora dovrà anche presentarsi ogni giorno in questura per l'obbligo di firma. Nella perquisizione domiciliare gli agenti di polizia sono riusciti anche a trovare gli abiti e gli accessori che il giovane indossava nel corso della rapina, consolidando delle prove schiaccianti. L'episodio, che poteva finire in tragedia, era accaduto ad un giovane operaio di origine straniera mentre faceva rientro a casa dal proprio turno di lavoro. Era stato bloccato e assalito mentre percorreva il sottopasso della stazione ferroviaria per uscire in via Dandolo. Sotto minaccia, il coetaneo gli aveva ordinato di consegnargli la propria bicicletta del valore di oltre 350 euro. Alla sua opposizione era scattata l'aggressione. L'operaio era stato più volte colpito alla testa con la catena della bici strappatagli di mano dall'aggressore. Una violenza brutale che ha causato al malcapitato multiple escoriazioni, tra cui una vistosa ferita al capo. Portato all'ospedale, il giovane era stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Le uscite dei tunnel nel retro della stazione sono state anche in passato teatro di imboscate e violenze. Nonostante vi siano delle telecamere di videosorveglianza, appena fuori la zona è poco sorvegliata e illuminata. Chi la frequenta lo sa e ha paura, in particolar modo le donne, soprattutto quando cala il buio. Quando fa buio cerco comunque di essere accompagnata con degli amici o dei colleghi e così evito anche di stare in delle situazioni un po' pericolose, ecco. Servirebbe cosa? Ma magari, non so, essere accompagnati, però non sempre si può, magari qualcuno che controllasse la situazione. Grazie a Dio abbiamo le forze dell'ordine che ci aiutano a volte, però non giro qua alle ore del notte. Eviti? Sì, evito. Poca sicurezza e paura, questo signore è venuto a prendere la nipote. È lei che me l'ha chiesto. Perché si sente poco sicura? Sì. Il servizio di Nicola ha marcato. Adesso è una storia che sembra tratta da un film dell'orrore. La ricorderete, un motociclista stava percorrendo la Treviso Mare. A un certo punto, mentre andava a una velocità sostenuta, si è imbattuto in un filo di nylon che lo ha praticamente disarcionato dalla moto e strangolato. Uno può pensare, chissà da dove arrivava questo filo di nylon. È arrivato non da qualche sconosciuto, ma dal cognato che proprio in quel punto stava guidando un trattore. Una roba pazzesca, e adesso quest'uomo dovrà rispondere di omicidio colposo. È stato rinviato a giudizio e dovrà rispondere di omicidio colposo Andrea Piovesana, l'agricoltore 60enne di Roncade, che a bordo del suo trattore in un pomeriggio di forte vento e pioggia perse alcune bobine di filo di nylon usate nel suo vigneto. Bobine che, srotolandosi ed impigliandosi sul garrail prima e poi sul lampione, si tesero in mezzo alla Treviso Mare proprio nel momento in cui stava transitando una persona. Quella persona, in sella alla sua moto, era il cognato Gastone Feltrin, imprenditore 65enne di Vaglio di Roncade. Feltrin fu strangolato e decapitato dal filo, morì sul colpo. Una scena raccapricciante ricostruita a fatica dalla polizia stradale coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso. Piovesano, dopo aver svoltato in una laterale, fu allertato da un automobilista, tornò per riavvolgere il filo, ma alla vista di quell'orrore, sotto shock, scappò via. Soltanto in serata, dopo essere stato avvisato dal nipote, realizzò che la persona a terra era proprio il cognato di cui gli avevano portato notizia, e la mattina
mattina dopo si costituì alla polizia. Era il pomeriggio dell'11 giugno, un nubifragio si stava battendo sulla Marca, quel filo si era atteso a sua insaputa da una parte all'altra della carreggiata, creando una trappola mortale. Piovesana è difeso dall'avvocato Luigi Fadalti, che ha sempre relazionato parlando di un evento terribile quanto accidentale. La prima udienza del processo è fissata per il 19 novembre. L'avvocato per ora non intende per il suo assistito chiedere l'adozione di riti alternativi come il patteggiamento o il rito abbreviato. Storia incredibile quando si dice la realtà supera qualsiasi tipo di fantasia. Il servizio di Anna De Roberto. Adesso vediamo la nuova palestra che a Saunara sarà dedicata a Giulia Cecchettin. L'amministrazione comunale ha avuto il via libera della prefettura per dedicarla alla studentessa uccisa a novembre dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Saunara è il paese dove Giulia riposa accanto alla sua mamma, è il paese dove è andata a scuola e che ha frequentato in molti momenti felici della sua breve vita. Per questo la nuova palestra di via Bachelet a Saunara sarà dedicata a lei, a Giulia Cecchettin, la studentessa di ingegneria uccisa nel novembre del 2023 dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Tra non molto la struttura verrà inaugurata. Abbiamo voluto fortemente intitolare questo luogo a Giulia, perché Giulia ha frequentato le scuole che abbiamo alle spalle, la parrocchia, ha frequentato questo territorio e quindi quando è accaduto quello che sappiamo tutti a Giulia ci sembrava giusto intitolare la palestra, che è un luogo di aggregazione per i giovani, per i cittadini, intitolarla a lei. La sindaca è riuscita ad ottenere il nulla osta dal prefetto all'intitolazione della palestra a Giulia. La prassi infatti vuole che siano trascorsi almeno 10 anni dalla morte della persona perché possa esserle tributata un'intitolazione. Ma la vicenda di Giulia Cecchettin è diventata il simbolo della lotta contro la violenza di genere. A ricordarlo il colore rosso ben visibile all'ingresso dell'impianto. Nello spazio appunto verde che verrà creato verrà anche posizionata una panchina rossa che è stata donata da alcuni genitori e poi all'interno ci sono le sedute che sono rosse e tutti i segni diciamo dei campi insomma da pallavolo e da basket sono stati scelti, è stato scelto il colore rosso, quindi ci sono dei profili in certi punti appunto che sono rossi proprio per ricordare appunto questo tema. La palestra come luogo di aggregazione giovanile è di sicuro l'ambiente più adatto anche per sensibilizzare ragazzi e ragazze al tema dell'amore sano e al rispetto della donna. Servizio di Valentina Visentin, 2 minuti di pubblicità e torniamo subito con altre notizie, altri servizi. Una bella storia quella di Rasha, una rifugiata palestinese che era rimasta ferita agli occhi in Siria e ha riacquistato la vista in Veneto. Sentiamo Anna Maria Parisi. Da Mestre, dalla Fondazione della Banca degli Occhi con Rasha, rifugiata palestinese che ha ritrovato la vista qui a Mestre, e con Olga Ambrosanio dell'associazione Eulaia Arte Sud, organizzazione di volontariato, che appunto ha seguito tutti i passaggi di Rasha. Rasha, prego, vieni qui vicino a me, raccontaci un po' la tua storia. Tu per una scheggia in Siria che ti è entrata dentro l'occhio, nel tempo hai perso la vista. Sì. Poi hai cercato anche con l'aiuto di tanti professori e medici di recuperarla, ma nessuno poteva darti questa certezza. No. Così come anche i medici della Fondazione della Banca degli Occhi, però tu hai voluto provare. Sì, però io non conosco il medico che accompagna a me. Adesso vediamo... Il professore non conoscere. Ecco, guarda in camera. Adesso vediamo con le immagini di Sandro Ponchio questo tuo bellissimo primo piano. Sì, ha fatto questa, però questa vede adesso abbastanza, però l'altro no ha fatto, non vede zero. Quindi sì. Hai riacquistato 3 diotrie dall'occhio sinistro dove tu eri completamente non vedente. Sì, adesso ha fatto questa, vede abbastanza, l'altro no, ombro, non vedo.
Cosa hai provato quando sei riuscita a vedere per la prima volta dopo tanto tempo? È una cosa molto bella, anche no, che non voleva dormire perché vedere tutto nuovo, come io nata di nuovo, tutte cose carine, sì. Ecco, allora, no, ma si capisce cosa ha detto. Lei i primi giorni addirittura non voleva dormire, non voleva chiudere gli occhi perché vedeva, è incredibile. E il viaggio di ritorno, spiegalo. Quando noi tornare in Roma, visto tutte immagini, visto tutte strade, tutti molto belli, tutti nuovi, molto belli, molto carini. Beh, insomma, è proprio un miracolo della scienza questo, no? Sì, anche quando è tornato a casa, visto i figli piangere contenti, sì, perché vedono l'ultima volta. Quanti anni hanno i tuoi figli? 22, 17, la figlia 16. Quindi dopo 12 anni sei riuscita a rivederli? Sì, abbastanza, non vedi certo 100%, però meglio tanto la prima. Ecco, Olga, la storia di Rasha, dalla Siria, poi in Libano, territori martoriati dalla guerra, che cosa ci racconta oggi? In questi territori dove insomma la gente viene sterminata? Che cosa vi devo dire? Io le sensazioni che ho provato da quando ci hanno invitato a questa conferenza stampa, chiaramente pensando a questo successo per Rasha, a me è venuto da pensare a quello che sta succedendo giù, chiaramente, e fare questa assimilazione tra gli sforzi della scienza per salvarne una, per ridare la vista a uno, mentre noi abbiamo giù chissà quanti bambini, sono dei numeri irripetibili, di bambini che hanno perso la vista o hanno perso l'udito, oppure tra poco, a me fa ridere perché hanno mandato le vaccinazioni per il morbillo, cioè ragazzi, veramente credetemi, è ridicolo. Ecco, Olga, lei vieta perfino al cibo di entrare, sì. È veramente ridicolo. Lei da qui ha lancia una idea, una proposta. Sì, ho lanciato prima, l'intervista di prima, una proposta che io ripeto molto volentieri, perché il mondo si sta muovendo intorno a questa cosa con quello che ognuno può fare, delle petizioni, delle richieste, ognuno ha i suoi ordini professionali. Allora mi piacerebbe che partisse da tutti il gruppo della medicina oculare una petizione, le firme di tutti gli oculisti per quei bambini che oggi stanno perdendo la vista. È lo stesso. Per quei bambini che oggi stanno perdendo la vista, grazie ad Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Restiamo sul versante della sanità. C'è stato un cambio ai vertici di reparti importantissimi in azienda ospedaliera a Padova, una nuova generazione di eccellenze presentate dal direttore generale Giuseppe Dalben. 12 nuovi primari, un cambio generazionale per l'azienda ospedaliera di Padova che ha nominato i nuovi direttori delle unità operative complesse della Clinica Medica 5, Clinica Medica 3, endocrinologia, malattie del metabolismo, nefrologia, pneumologia, chirurgia pediatrica, chirurgia generale 3, medicina di laboratorio, cardiologia, medicina d'urgenza OSA. Quello che non cambia è l'eccellenza, ha spiegato il preside della scuola di medicina Angelo Paolo dei TOS. Colleghi con esperienze diverse, alcuni giovani, alcuni già ovviamente con una certa maturità, ma una squadra che è stata pensata, voluta e che sono certo garantirà quei livelli di assistenza straordinari che noi abbiamo da sempre a Padova. Una squadra che ha le potenzialità per essere la prima del campionato, ha detto il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben, utilizzando una metafora calcistica. Siamo in una fase molto importante, che è la fase di transizione tra personaggi di primissimo piano a livello nazionale e internazionale, e quindi abbiamo voluto formulare una squadra, anche se in una fase di transizione, di altrettanto elevato livello, per garantire quell'eccellenza che Padova ha.
Naturalmente è una fase di transizione che ci auguriamo si concluda nel più breve tempo possibile. Ci sono dei percorsi amministrativi appunto da effettuare, da sviluppare a livello universitario e a livello aziendale. Quando saranno sviluppati questi percorsi, ci vorranno dei mesi, e arriveremo a definire il vero direttore delle varie unità operative che abbiamo appunto visto essere nominati come sostituti in questo caso. Un terzo dei 12 nuovi primari è donna, la più giovane del gruppo ma con un curriculum d'eccellenza è la professoressa Gaia Spolverato, nuova primaria della chirurgia generale 3. Comune denominatore dei nuovi direttori, la formazione non solo a Padova ma anche all'estero. Padova è un centro, è una realtà di riferimento internazionale. Molti di noi hanno avuto la fortuna e la possibilità di formarsi altrove e quotidianamente portano le esperienze e le collaborazioni multiistituzionali internazionali nella pratica clinica, e questo è un grande valore fortemente voluto dalla nostra azienda e dalla nostra università. È un aspetto paradossale che ci sono queste eccellenze e proprio mentre migliora il livello di assistenza da parte dei medici e degli infermieri aumentano le aggressioni ai loro danni. La CISL ha fatto un presidio davanti all'ospedale di Padova per chiedere maggiore sicurezza per il personale ospedaliero. Ci sono stati dei toni abbastanza alti, c'è stata una circostanza per cui insomma io stessa ho avuto timore di avere un proseguo al di là della dialettica verbale, perché era proprio predisposto anche all'aggressione fisica. Giovanna, infermiera padovana, racconta quello che ha vissuto in prima persona, l'aggressione di un paziente a cui stava prestando soccorso, prima gli insulti verbali, poi anche un tentativo di violenza fisica. Lì ho cercato di mantenere intanto la calma, ricordando al paziente stesso che io ero lì in supporto per lui, che stavo solo cercando di curarlo, e la fortuna quella volta è stata che in camera con lui c'erano anche altri 3 pazienti che hanno cercato, per cui uno, ricordo, si è anche alzato dicendo adesso si calmi con la ragazza che la sta solo aiutando. Ecco, lì ho avuto paura di quello che potesse succedere. Giovanna, insieme a tanti colleghi sanitari, ha preso parte al presidio organizzato dalla CISL di Padova all'esterno dell'azienda ospedaliera padovana per denunciare l'aumento esponenziale delle aggressioni ai lavoratori della sanità. Abbiamo 540 aggressioni certificate e denunciate alla questura, che sono relativamente poche rispetto a quello che poi non viene denunciato, quindi c'è un grandissimo sommerso. Ma sappiamo che l'incremento degli accessi in pronto soccorso è direttamente collegato all'aumento delle aggressioni. Abbiamo in azienda ospedaliera e sul presidio ospedaliero di Schiavonia un aumento degli accessi che si aggira tra il 40 e il 55%, quindi oltre i 40.000 accessi in più rispetto al 2020 sul 2023. Un dato, quello delle aggressioni, che si riferisce all'ultimo quadriennio e che va di pari passo con l'aumento degli accessi in pronto soccorso. Aumentano così i tempi d'attesa, a cui si aggiunge anche la carenza di personale. A questo aumento degli accessi dei cittadini in ospedale non è conseguita anche un aumento del personale, un adeguamento del personale, quindi questo può comportare anche delle liste d'attesa molto lunghe. Queste le richieste del sindacato. Alla Regione è quella di adeguare, dare la possibilità alle singole aziende della provincia e del Veneto in generale di adeguare il numero del personale all'esigenza che la cittadinanza ha. All'azienda ospedaliera è quello di incrementare le misure di sicurezza e la presenza di vigilanza attiva all'interno degli ospedali. Ed è Carlo Metelli, il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia. È arrivato a Venezia da una settimana e ha già cominciato a girare gli 11 distaccamenti più 2 di volontari che compongono il comando provinciale. L'ingegner Carlo Metelli è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco della città metropolitana. Dirigerà una delle realtà più importanti in Italia, non solo 800 unità tra personale operativo e amministrativo, ma anche un territorio complesso che, accanto a modalità operative comuni al resto del paese, prevede anche una tipologia di soccorso unica, quella in laguna. Non potendo utilizzare, come in tutto il mondo, passatemi questo termine, le autoscale, chiaramente una delle difficoltà è quella di raggiungere praticamente i palazzi un po' più alti. A Venezia, come nel resto del paese, poi anche nel corpo dei Vigili del Fuoco
fuoco si discute spesso di carenza di mezzi e di organico. Formalmente in questo momento il numero del personale è in linea con quanto prevedono le circolari. È chiaro che anche per quanto riguarda i mezzi negli ultimi tempi sono stati svecchiati, ma insomma un parco mezzi importante come quello di Venezia o come tutto il parco mezzi nazionale chiaramente ha dei tempi di cambio che sono dei tempi che non possono essere velocissimi. Romano, classe 1965, Metelli ha una carriera intensa. Primo dirigente dal 2009, comandante a Matera e a Reggio Calabria, dirigente del settore aeroportuale nazionale, responsabile della flotta Canadair, ruoli dirigenziali nella scuola di formazione di base dei Vigili del Fuoco e nel centro operativo nazionale, vicario alla direzione centrale emergenza del Viminale. Il ricordo più toccante, più importante è quello del terremoto dell'Aquila, quando praticamente portammo soccorso alla piccola frazione di Onna come comando provinciale di Roma e restammo legatissimi a questo territorio, e una delle cose più emozionanti, anche se non sono soccorso tecnico urgente, fu quello di scavare praticamente le campane dal campanile che era caduto e farle suonare la domenica di Pasqua. Servizio di Filippo Fois. Sentiamo adesso Federico Fusetti sugli autovelox a rischio sequestro nei comuni finiti nel mirino delle denunce delle associazioni contrarie. Sentiamo. Buongiorno, la vicenda è questa: un'associazione di automobilisti ha presentato un esposto contro gli autovelox. Secondo questa associazione alcuni degli autovelox installati nei comuni della provincia di Padova e a Padova potrebbero non essere regolari perché manca l'omologazione, quindi insomma una serie di reati anche pesanti. C'è chi ipotizza che questi autovelox possano essere sequestrati, ovviamente automobilisti pronti a fare altri ricorsi. Il comune di Padova capofila, nel senso che è quello che ne ha di più ed è comunque il comune più importante, quindi chiediamo all'assessore Diego Bonavina se è preoccupato di questa vicenda. No, allora, intanto buongiorno. No, preoccupato no, perché abbiamo fatto un'analisi di tutti i nostri autovelox. Sono tutti autovelox che sono regolarmente autorizzati, quindi la prefettura ha emesso per ciascun autovelox un'ordinanza in cui appunto autorizza il posizionamento dell'autovelox. Lo dico questo perché c'è un po' di confusione in questa vicenda. Si parla di omologazione, si parla di autorizzazione. Allora, il problema è a carattere generale, cioè manca l'omologazione perché il Ministero non ha provveduto all'omologazione di questi come tutti gli autovelox che ci sono in Italia. C'è questo vuoto che sicuramente verrà affrontato dal Ministro e dagli uffici competenti. Sicuramente io non credo che potranno omologare tutti gli autovelox che ci sono in Italia. Probabilmente si chiarirà che l'autorizzazione prefettizia è sicuramente necessaria, ma è anche quella che rende valido l'utilizzo e il posizionamento dell'autovelox. Quindi diciamo che questa piccola, passatemi il termine, confusione è determinata da questo vuoto che esiste a livello centrale. Ripeto, la situazione di Padova, ma credo anche di tanti altri colleghi assessori o sindaci che ho sentito in questo periodo, è abbastanza simile. Cioè a Treviso so che sono stati autorizzati anche a Treviso, quindi diciamo che noi siamo meno preoccupati rispetto ad altre situazioni, perché poi ci sono anche altre situazioni, perché tutto nasce da una questione di un autovelox di Cosenza, dove lì, oltre a non esserci l'autorizzazione, l'apparecchio sostanzialmente era stato posizionato anche in un luogo dove non c'erano i presupposti per poterlo installare. Quindi ecco, bisognerebbe analizzare caso per caso. Io torno alla domanda iniziale: Padova, siamo preoccupati? No, non siamo preoccupati, perché abbiamo tutte le carte in regola per poter continuare e continueremo ad utilizzare gli autovelox. Quindi mi ha già risposto alla domanda successiva: non spegnerete nessun autovelox? No, assolutamente. È chiaro che se ci dovesse essere un provvedimento che ci impone di farlo o ci imporrà di farlo, sicuramente sì.
allo stato assolutamente gli autovelox sono in funzione. Ultima cosa, l'accusa, diciamo così, di questa associazione è anche che spesso i comuni li accendano per fare cassa e non per fare sicurezza. I comuni posizionano l'autovelox dove ci sono delle conclamate e giustificate esigenze di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, quindi uno storico con incidenti in quel determinato luogo, con situazioni di pericolosità dettate dal fatto che un automobilista può correre velocemente, quindi superare abbondantemente i limiti, quindi ci sono dei requisiti che devono essere seguiti per poter posizionare gli autovelox. A Padova questi requisiti sono stati seguiti. Vediamo adesso una nuova rubrica dei nostri telegiornali, Vita da edicolante. Sentiremo questi eroi delle nostre città e dei nostri paesi che resistono alla crisi della stampa su carta, ovviamente. Di questo stiamo parlando. Vediamo la prima testimonianza. Tony Massolin, da sempre il più grande edicolante di Treviso. Come va il mercato, Tony? Voi fate un lavoro difficilissimo che richiede sacrifici. Da 15 anni sempre più riva in giù. Ma come mai? Finito i soldi. E poi internet dicono che ha aiutato molto, resto così. Infatti penso di non durare più di tanto. Ma no, ci mancherebbe. Sì. Ma anche la televisione fa la sua parte. Sì, però l'edicola è andata così. L'edicola nel settore da 100 è arrivata a 10 adesso. Com'è cambiata Treviso attraverso i clienti? Basta vedere, a parte i clienti sempre i più anziani prendono, i giovani zero assoluto. È difficile vedere un giovane con un giornale in mano. Raro, 2 al mese. Ma cosa bisognerebbe fare per incentivare i giovani? Non saprei, non sto qua a neanche a pensare. Ne ho a casa anch'io giovani, perciò la strada la vedo. Attaccati al tablet. Vado poco d'accordo su tutto. Tony, grazie, non chiudere mi raccomando, se no sono obbligato, dottor, sono obbligato. Ma no, dai un grosso dispiacere a tutti i tuoi clienti trevigiani. Non mi danno più gli affitti, ma no, è questione di soldi, non vogliono più affittarmi i muli. Cioè, devo prendere questa decisione. Mi dispiace, però è così. Speriamo più tardi che mai. Esatto. Grazie. Dottor, grazie. Grazie Tony. Grazie. E questo era Tony Massolin, edicolante nel centro di Treviso. Gli edicolanti non sono soltanto dei commercianti, no? Sono delle persone che vivono nel cuore delle città e che stabiliscono sempre un rapporto più delle volte molto umano con i lettori, quindi a volte fanno anche da psicologi, parlano, commentano, danno anche dei buoni consigli, insomma, per cui è una categoria da difendere, perché loro vendono l'informazione e ogni volta che si spegne la vita di una testata è veramente qualcosa di molto grave. Pubblicità e poi torniamo con il Vajont e con i funerali di Sammy e Basso che seguiremo domani in diretta su Rete Veneta e Antenna 3. Il 61esimo anniversario della tragedia del Vajont, ieri abbiamo rimandato lo splendido docufilm di Ferdinando Avarino, L'eco del fango, e alle cerimonie in ricordo della tragedia erano presenti anche molti familiari delle vittime, ma anche tanti sopravvissuti che con le lacrime agli occhi hanno ricordato quella notte e quella catastrofe. Chi ha perso? Aveva 16 anni, mio cugino, e mio papà ne aveva 57. Cosa ricorda di quella notte? Io ero a Milano, sono tornato su il giorno dopo e quindi quando siamo arrivati a Ponte nelle Alpi ci hanno fermato. Certo che non è che si capisse molto perché
Sorella gemella, 3 mesi che era sposata. E quanti anni aveva sua sorella? 22, 21. Cosa ricorda di quella notte? Beh, a casa mia non l'ho persa perché io abitavo su a Roggia, però è sparito tutto a Longarone, tutti i miei amici, tutti. E anche se Longarone è nuova, non è la Longarone di prima. Ero in Svizzera a lavorare, avevo 21 anni e ho saputo in Svizzera, ero a Berna e sono ritornato, credevo di essere rimasto solo, invece il padre Ferro mi ha detto a Ponte Nealpi, sono arrivato a Parli, mi ha detto i tuoi sono salvi. Cosa ha trovato quando è ritornato qui? Quando quella mattina ho guardato fuori per la prima volta fuori dalla finestra ho visto un deserto e ne ho 9 qui, però sono nato chiaramente in un'epoca diversa, ne ho 9, sì. Eppure... La più piccola aveva 3 mesi. Cosa le hanno raccontato di quella notte? Beh, era sempre il ricordo vivo dei nonni che ci ha raccontato, più che la notte, ci ha raccontato il giorno dopo. E quello dei superstiti di mio zio che perse moglie e 3 figli, il fatto che lui era emigrante, era sempre fuori, e partì qualche giorno prima e tornò qualche giorno dopo, non si diede mai pace. Siamo usciti tutti quanti e abbiamo visto un rumore, un fragore e non riuscivamo a raccapezzarci, e poi piano piano ci siamo accorti che sul Piave veniva giù di tutto, però al mattino, all'alba, ci siamo veramente resi conto di cosa era successo. Non a caso, appena al di là del ponte che era stato distrutto di Soverzene, abbiamo trovato la prima vittima, una ragazza ai bordi del Piave. Hanno detto: ma questa è di Longarone. Io sono stato 3 giorni a girare tutta la provincia a guardare tutti i cadaveri per vedere se per caso riuscivo a trovare la salma. Introvabile. Non l'ha più trovata? Non l'ho più trovata, solo nei ricordi. Testimonianze toccanti, drammatiche, raccolte dalla nostra inviata Francesca Bozza. Domani alle 13:30, appena finiremo con il Focus TG, una lunga diretta sui funerali di Sammy Basso. Sentiamo Monica Smiderle. Si è appena conclusa in municipio a Tese sul Brenta la riunione tecnica in vista della cerimonia funebre di domani per l'ultimo saluto a Sammy Basso. Sindaco, com'è andata questa riunione? Quante sono le persone attese per il funerale di Sammy domani? Come si svolgerà il funerale? Sì, la riunione con tutte le forze dell'ordine è stata fatta anche i giorni scorsi. Questa era quella conclusiva, dove insomma si è messo a punto tutti i vari aspetti affinché la cerimonia venga celebrata con la massima sicurezza da parte di tutti, perché l'afflusso delle persone è previsto molto importante. L'area della celebrazione ospiterà circa 5.000 persone, parte sedute, parte in piedi. A tutti raccomando il comportamento il massimo possibile responsabile, perché insomma non ci sono spazi enormi e di conseguenza abbiamo previsto anche dei parcheggi lungo tutto il territorio comunale, a Belvedere presso il supermercato Ali, il piazzale della chiesa di Belvedere, il piazzale delle piscine di Campagnari, il piazzale della chiesa di Stroppari, gli spazi di parcheggio della zona industriale di Stroppari e degli impianti sportivi, che tutti questi saranno collegati da 2 bus navetta che inizieranno il loro servizio alle ore 13 per terminarlo alle ore 15 e poi fine cerimonia finché ce ne sarà bisogno. Per quanto riguarda invece i nostri concittadini, li invito a raggiungere l'area
diciamo dietro la chiesa dove verrà celebrato il funerale, a piedi o in bicicletta, e chi non può farlo insomma con questi mezzi, che deve necessariamente utilizzare l'auto, che faccia una condivisione con amici, parenti, in maniera tale da ridurre al massimo il numero delle auto che arriveranno in centro a Tezze. Insomma un po' di cerchiamo, insomma, ecco, invito tutti a cercare il massimo senso di responsabilità. Visto naturalmente anche il momento e insomma il saluto a Sammy Basso, come abbiamo sentito sono attese migliaia di persone, sarà davvero un grande abbraccio di popolo per una persona che ha saputo davvero conquistare il cuore di tantissime persone. Certo, quanti saranno non lo so. Sento tantissime voci che arrivano, quindi magari ci saranno un sacco, ci sarà tantissima gente, e questo è bene, cioè per Sammy, perché dimostrano l'affetto che hanno verso questo nostro concittadino. A tutti cerchiamo di fare il possibile per rendere questo ultimo saluto veramente come lui lo vorrebbe. Sindaco, lei ha contatti frequenti in questi giorni con la famiglia di Sammy, come si stanno preparando alla celebrazione? Ma li ho visti sereni, come sempre con lo spirito che Sammy ha sempre loro, voglio dire, infuso, no? Ecco, la tranquillità, la serenità di chi ha fatto di tutto e di più il possibile per questa persona speciale. Lo era Sammy e lo sono anche i suoi genitori. Ricordiamo infine, Sindaco, facciamo un passaggio sugli orari della cerimonia di domani. Allora, la cerimonia inizierà alle ore 15 con le testimonianze, alle 15:30 la celebrazione della Santa Messa. La salma arriverà a -10 alle 15 e poi insomma a seguire il trasporto nell'area della cerimonia e poi gli orari che vi ho detto. Che cosa lascia Sammy a questa comunità? Sammy lascia un tesoro. Lui era una persona speciale, lo è sempre stato, un ragazzo che ha dato tutto se stesso. Non è un cittadino di Tezze, è un cittadino del mondo, e con tutto il suo insegnamento, con tutto quello che lui ci ha lasciato, dobbiamo fare veramente tesoro, nella speranza che sia per tutti quanti i giovani e anche non solo i giovani una testimonianza di vita. Grazie a Monica Smidere, sindaco di Tezze sul Brenta. Quindi vi ricordo domani dalle 13:30 sulle reti Media Nord-Est i funerali di un piccolo grande uomo, Sammy, anzi lui voleva essere chiamato Sammy, non Sammy Basso. Grazie per aver scelto l'informazione di Focus TG, grazie a Italo Morao, Mattia Pizzaia in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15.